Amici di Video Telecarnia, buonasera per la quarta volta qui da Arta Terme, casa di Emiliano, pendenze pericolose. Siamo già alla quarta puntata, piano piano il nostro format va avanti, le nostre idee... No, troppo poche. No, appunto, troppo poche. Le nostre idee stanno prendendo sempre più forma, no? Mm-hmm. Il tempo ci sostiene, quest'estate che mi sa bluff. No, la sera, dai, la mattina lo so. No, per quindi dire riesci a fare tutte le tue attività in santa pace, no? A scannarti per bene. Dirti che con quasi 60 giorni di pedalato abbiamo pedalato 58 giorni, quindi in Carnia piove, dicono. La sera per gli orti. Appunto, così abbiamo il radic. Allora, quarto appuntamento, dicevamo che come sempre tutte le puntate, queste, anche le precedenti e le future, le potete trovare sul nostro sito di Video Telecarnia, sul sito che abbiamo dedicato proprio a Carnia Cycling News, con all'interno naturalmente le salite del Friuli, che è la nostra un po' ciliegina sulla torta per questa oggi per abbiamo questo messo format. Più di una ciliegia. Oggi ci siamo spinti un po' più in là, no? Abbiamo la salita che vedrete fra poco, i 20-25 minuti che abbiamo preparato. Il buon Emiliano li ha voluti dedicare allo Zoncolan, ma al versante, quello inedito. Ma allora, il versante più conosciuto ovviamente è quello di Ovaro, perché si rispecchia in tutta la sua durezza, lo conosce ormai tutto il mondo. A noi ci piace far scoprire qualcosa che nessuno conosce ancora, tant'è vero che ho postato da poco sul social la fotografia e tutto quanto, e già dice ma io non l'ho mai fatto questo, ma dove sta, dove non sta? Il versante esiste. Il versante di Priola, quindi che parte dal paese di Priola, quindi sotto allo Zoncolan, quindi versante Sutrio, quindi nella vallata, la Valle del But, tra Arta e Sutrio, per intenderci. È una delle salite più dure del mondo. E quindi la siamo andati a fare. Oggi abbiamo avuto un ospite d'eccezione che fra un po' dopo vedremo, conoscerete. E è una salita molto bella, quindi una salita molto bella, molto dura ovviamente, però è molto movimentata, non ha dei dritti infernali tranne la prima parte, è una salita molto ondulata con dei tornanti ben stretti e quindi dove si può rifiatare un po', ma sono 8.9 km di sofferenza dall'inizio alla fine. Quindi buona visione naturalmente di questa bella cosa che ci ha preparato Emiliano. Noi ci ritroviamo qua dopo per introdurre quello che è l'ospite che quest'oggi è venuto a trovare Emiliano, un suo grande amico che dopo lui avrà sicuramente il piacere di introdurci. Quindi buona visione, noi ci vediamo dopo. Allora, caro Emiliano, siamo a Priola di Sutrio, siamo in un posto meraviglioso perché siamo al Naunal, che è un agriturismo che è qualche anno che c'è. Ci troviamo in una perla incontrastata dell'enogastronomia locale, da cui partono molteplici salite, tra cui Zoncolan e quella che vi faremo vedere insomma in questo filmato. Qui potete gustare i migliori prodotti enogastronomici locali, come in tutti i nostri viaggi che facciamo durante le grandi salite del Friuli. Posti così, come vedrete nel corso dei nostri programmi, se ne trovano veramente tanti qui in Carnia. È proprio questo il bello di questo territorio, che sembra che stiamo spiegando un qualcosa di unico, ma non è così. Diciamo l'ultima cosa, lui va in bici, però come mangia il frico lui, non ce n'è molti in giro. Io adesso sono arrivato al terzo, quindi mi avete preso in flagranza di reato. Andiamo a vederlo. Allora, siamo all'interno del Naunal, siamo con naturalmente Emiliano che non ci molla mai e con Maurizio Zoffi che è l'inventore, diciamo, di tutto questo. L'inventore, ma adesso praticamente io sono il fattore, quello che cura il verde e tutta la parte esterna. Quanti anni fa avete iniziato e soprattutto perché avete iniziato? Allora, l'agriturismo innanzitutto
come attività prevalente l'agricoltura, no? Tutto quello che viene dopo è secondario, no? L'attività prevalente è l'agricoltura. Questo agriturismo è nato per la grande passione delle mele. Il fatto di non perdere le vecchie cultivar di mele che avevamo nella nostra zona ha dato adito a questa passione dell'agriturismo. Quindi tutto è nato dalle mele. Circa 20 anni fa io faccio un'altra attività, quando avevo del tempo libero lo dedicavo all'innesto delle mele, quindi si partiva dalla pianta selvatica, veniva innestata e venivano riprodotte le vecchie mele che avevamo esistenti, quindi è nato tutto da quello lì. Un po' alla volta abbiamo fatto la strada per arrivare in questa zona che non aveva nessuna attività, abbiamo acquistato tantissimi fondi e appezzamenti da gente esterna, quindi appezzamenti di 100-200 metri, e siamo riusciti a costruire all'interno di questa azienda una struttura con circa 3-4 ettari di terreno, no? Come cucina cosa proponete? Piatti tipici, immagino, qualcosa di particolare o comunque varia molto? Sarebbe meglio parlare con mia moglie, però la cucina ha lo stesso trattamento delle pietre e dell'oggettistica, è tutta basata sulla nostra tradizione, quindi dal radic di monte ai funghi, alle erbe officinali. Emiliano sta male. Lo so. Viene tutta, sono innamorato, quindi viene tutta legata a quello che ci dà la natura nelle varie fasi primaverili e estive. Noi Emiliano stiamo facendo questo programma proprio per portare a conoscenza di tutti la bicicletta a livello naturalmente amatoriale come piace a te, abbinata al territorio, alla promozione del territorio, perché posti come questi, ribadiamo, in Carnia, ma in Friuli in generale, ce ne sono tanti, ma bisogna farli anche scoprire. Ma la bicicletta è solamente un mezzo fantastico e di impatto naturalistico, insomma, importante per riuscire a arrivare qui e cogliere la bellezza di questi posti fatti e creati da questi personaggi che sono fantastici. Questo popolo è straordinario e lui è un esponente fantastico di questo territorio. Io qua ci vengo molto volentieri, anche molto spesso con tutti i miei ospiti che hanno capito che qui in bicicletta è bello. Venite in Carnia, venite in Friuli, perché di posti così veramente delle chicche come queste bisogna scoprirle. Pedalando si fa un po' più fatica, però poi quando arrivi e mangi il frico e bevi va giù tutto meglio, no? Si consumano più calorie e quindi eccole, lui è quello che le fa. Dissipate. Grazie veramente all'ospitalità e buon lavoro come sempre. Grazie, molto gentili. Versante Briola, inedito per tutti, si passa attraverso l'abitato di Noiaris e si guadagna Briola, da dove partirà il tratto ripido, che fra un po' vedrete. Con me un veterano delle corse, anzi dei giri, dei tour, un veterano, e è un onore oggi stare insieme a Gianluca Santilli, presidente della Gran Fondo di Roma, e andiamo a fare questa ispezione insieme, no? Usciamo dall'abitato di Briola e attacchiamo il versante difficile. Da lì a sinistra comincia un altro inferno che nessuno conosce, versante Briola. Segno della croce. Però vedete, ci sono dei tornanti
dove si può prendere sicuramente fiato, e quindi fanno sì che questa salita ha un coefficiente medio differente, diciamo. Questo qua è un drittone, ci vediamo dopo, va. Sempre 18 al 22%. Mamma mia, primo tornante dove si può rifiatare. Foto. Bella, bella, questa è dura, ma adesso non è più così. Quella è veramente... Gli ultimi tornanti ci sono più tosti? Perché sta sta pendenza qui. Ah, tutti ardenti? L'ultimo sì. Gli ultimi 2-3 sono importanti. Qui dopo oltre 1 chilometro di duro importante abbiamo un punto dove spiana. Spiana Al 10? siamo al 10, però spiana, e quindi è il motivo per il quale questa salita ha una pendenza media inferiore allo Zoncolan, ma non è che sia meno dura, allo Zoncolan da Ovaro intendo. Che dice Ale? Dico che questo è un versante che mi piace. La situazione che ci piace. Dai, come va Ale? Stupendamente bene. Per lei stupendamente bene, per me un po' meno. Questi sono dei tornanti dove si può riprendere fiato e anche fare 2 chiacchiere. Che ne pensi Gianluca? Se ti fermi puoi fare 2 chiacchiere, se poi stai fermo una mezz'ora te le fai meglio. Ecco, mi sa che è meglio non stare fermi mezz'ora perché sennò qui non la finiamo più. Andiamo, va. Veramente difficile. Via! Ciao, ragazzi. I tornanti proseguono e i 2 campioni che ho con me vanno su che è amore. Troppo che è amore. Dopo un tratto abbastanza pianeggiante al 12%, la salita comincia a rimpennarsi un po' all'altezza di questo guado che Gianluca va. Aspettando Alessandra un attimino Gianluca e facendo vedere un attimo ancora i tornanti che non cessano, ma neanche cessano di alzare la pendenza media. Adesso facciamo un attimo un breve punto della situazione di questi primi quanti chilometri. Da casa 11,5. Quindi diciamo che siamo intorno ai primi 5 km dello Zoncolan da Briola. Che ne pensi Gianluca? Dimmi un po'. È durissima. Per fortuna a differenza del lato di Ovaro è molto più bella e quindi ti guardi un po' intorno, se ogni tanto si apre, ma non molla mai ragazzi. Lo Non sa. date mai retta a Cantagallo. No! Questa è la verità. Alessandra sale, che è un piacere. Continui i tornanti che si susseguono molto stretti per arrivare su verso l'ultimo tratto, che è quello in comune con il versante di Sudrio, quegli altri ultimi 3 km terribili. Quindi se sommiamo quello che abbiamo visto fino adesso agli ultimi 3 km, credo che la rivalutazione su Ovaro, versante più duro del Giro d'Italia, vada fatta per causa di forza maggiore. No Gianlu? Sicuramente, soprattutto dopo che avranno già Fatto le gambe lo Zoncolan da quella parte. Certo, Questa è sicuramente una tappa dove non ti puoi nascondere. assolutamente adatta solo agli scalatori di alto livello. Speriamo che finalmente possa rappresentare quella differenza, tornare a far vincere il Giro a chi va forte in salita e non alle squadre e a chi ce l'ha più forte. Parole vere, parole sante. Arrivati alla seggiovia ci rendiamo conto che questo versante, l'inedito di Briola, è quasi finito e si collegherà a quello finale, quindi di Sudrio, che è ancora più difficile.
su gli impianti sciistici dello Zoncolan, sulla sinistra Cima Tamai. Ecco qua, aspettando la mitica Ale, fantastica, che arriva con un sorriso grosso come una casa. Versante, diciamo, Priola, dominato. Vieni qua, facci. Forza, che ci devi dire, ci devi raccontare. Vai, vieni. A parte che abbiamo una bella rappresentanza di Bicitali qua. Che questo signore, oltre al presidente, è pure presidente di Bicitali. Lei? No, io sono il coordinatore. Scusate. Lui è il coordinatore di Bicitali. Che ne pensi di questo versante? Paesaggisticamente è meglio dell'altro secondo me. Onestamente l'altro non l'ho fatto in bici, però questo da un punto di vista paesaggistico è eccezionale. Dice così perché l'abbiamo visto un po' con la macchina, è rimasta un po' delusa dall'altro. E adesso aspettiamo Fabio. Sì. Vediamo che dice. Va bene? La giracqua. Quest'estate con Gianluca Santilli e Alessandro Amici vi avevamo lasciato qua a questo incrocio e abbiamo fatto il versante Priola, e infatti il versante Priola si unisce a quello di Sutrio proprio in questo preciso bivio e hanno in comune questa salita, quindi per tutte e due stessa pasta, inferno. Ed ecco l'albergo Alcom, fantastico, si mangia bene. Andiamo. Ci si alza con pochissimo tempo. Qui usciamo da un tratto veramente impegnativo, oltre il 20-22%, però lo spettacolo ci ripaga un po' di tutto. Praticamente all'altro versante di Ovaro con 6 km disumani senza mai rifiatare. Qui negli ultimi 3, anche se le pendenze sono molto impegnative, si arriva in certi punti come questo a prendere un po' di fiato, un po' di respiro, per quel poco che si può prendere. Però questa è casa mia. I colori cambiano, ma mai la gioia nel cuore con la quale faccio lo Zoncolan, a prescindere da quale versante io possa fare. Bellissimo. È anche la mia ultima salita del 2017 questa qui, perché la prossima settimana si partirà per Roma. Consiglio al mondo però di venirci a trovare anche a ottobre e vedere dei colori niente male. Gallo, marrone, rosso, verde intorno a noi, straordinario. Attenzione che adesso attacca l'altro livido. Oh, queste sono terribili.
iniziato l'ultimo tratto di Baida Goles, che vedete qua nella sua meraviglia. Comincia un tratto tremendo di 700-800 metri con grandi curve fino ad arrivare al piazzale tanto agognato. Andiamo. Eccola qui, è l'ultimo rettifilo che ci divide dal piazzale dello Zoncolan. 20%. Oh! Questo è tremendo! Eccolo qui, mostro! Ovviamente in videocamera non dà la sensazione della durezza, ma eccoci qua, arrivati 100 metri dal piazzale, tratto temibile. Arriviamo in prossimità ovviamente della pista da sci che scollina proprio qua sopra, per arrivare lì a Cima Tamai. Arrivati. L'altro versante, quello di Ovaro. Alla prossima. Caro Emiliano, ci troviamo sempre in media-alta montagna, no? Qua cominciamo a essere alta, va. Alta. Sì. Siamo scesi dallo Zoncolan e il primo rifugio che si trova è il Baita Goles. So che tu la frequenti spesso con i tuoi clienti, intanto dici come hai conosciuto il proprietario e perché merita venire qua. Beh, innanzitutto la prima volta il proprietario mi ha messo paura la prima volta perché no, dietro a questo gigante fantastico si cela una persona altrettanto fantastica. Ci troviamo proprio al di sotto del cima dello Zoncolan, quindi scalando il versante più difficile di Ovaro, ci troviamo proprio al di sotto, quindi passando dall'altro versante, facendo la discesa, si trova la prima baita, quindi dove prendere birra, mangiare, stare bene, fare festa. Ecco, a lui gli riesce bene molto fare festa, e non solo, anche se si vuole fare il versante dello Zoncolan dall'altra parte, quello che abbiamo visto anche di Sutrio, quindi passando da Sutrio a salire su, si trova qui appunto Baita Goles proprio al di sotto del ripido, anche se qui un po' di ripido lo dobbiamo fare per venire su, quindi si fa sempre una salita molto impegnativa. È una zona dove il transito dei ciclisti è enorme. Allora, il personaggio in questione è Gianni Giannone, grazie innanzitutto di averci ospitato. Cominciamo a descrivere la Baita Goles. Intanto è un investimento che avete fatto per lavorarci, non dico 365 giorni all'anno, ma per sfruttare sia il periodo bello, sia il periodo invernale naturalmente che quello estivo. Allora noi principalmente siamo forti d'inverno, siamo in mezzo alle piste da sci, facciamo feste, musica, mangiare, un po' di tutto, albergo, abbiamo camere, 13 camere, facciamo un po' tutto, dai, diciamo,
allietare un po' la zona anche, no? Perché sì, d'inverno va bene, ma d'estate fa fatica. Dal tuo punto di vista di imprenditore qui sullo Zoncolan, in questi ultimi anni hai visto una crescita dell'affluenza delle persone o secondo te bisogna fare ancora qualcosa, nel senso spingere chi dovrebbe spingere? Bon, allora il giro ha aiutato tanto la zona, il Giro d'Italia ha portato una buona pubblicità e roba, e il resto è da crescere sia a livello di gestioni e di gente che abbia voglia di far crescere questo polo. Dopo, grazie a quel signore lì, lui ci sta dando dentro alla grande. Perché ricordiamo, ovviamente noi stiamo parlando soprattutto di biciclette, qui naturalmente le abbiamo viste fuori, si può anche noleggiare quella che ormai è diventata l'eccellenza nella bicicletta, che è la e-bike, no? Anche qui avete un punto per chi la vuole noleggiare. Sì, abbiamo un punto di noleggio, un punto di ricarica per le batterie e via, chi vuole può venire qua a chiedere informazioni e noleggiarla. Per chi viene qui a mangiare avete delle specialità oppure una cucina varia? Abbiamo una cucina varia con dei primi piatti della zona, tipo i charsons, la carnica, il fricco, abbiamo un po' di tutto, dai. Mare, monte, un po' tutto, dai. Poi io volevo ricordare anche che ho un socio che è proprio il titolare, che è Teo Caldarullo, gestore sia d'inverno e estivo con me d'estate. Quindi ricordatevi, in cima allo Zoncolan c'è la baita Goles. Venite perché merita. Ciao. Eccoci quindi rientrati dopo questa faticata, anzi che si è fatto lui, avete visto immagini naturalmente splendide per questo versante, ripetiamo, inedito. Allora, caro Emiliano, abbiamo qua tra di noi un tuo grande amico, finalmente lo conosco perché tutto l'inverno che me ne parli, finalmente riesco a conoscerlo, ho scoperto che è nato anche il mio stesso giorno, quindi mi è ancora più simpatico. Tutto. Introducici il tuo grande amico. Vabbè, qui oggi c'è Gianluca Santilli, che è... Guarda che mi sono documentato, Attenzione, dopo gli fai tutte e due le domande del capo. Per me è un grande amico, perché certo, oltre ad essere il presidente e l'ideatore della Gran Fondo di Roma, fa anche tante altre cose nel mondo del ciclismo, del cicloturismo e della ciclomobilità in generale in Italia, in Europa e nel mondo. Però oltre a questo è anche una persona che qua viene per la 7ª volta. E non dico che è merito mio, perché non mi piace questa cosa qua, dire che è merito mio, però ovviamente è un amico. Ingolosito. Però sai, un amico viene una volta, viene un paio. La 7ª vuol dire che oltre all'amico c'è anche qualcosa di interessante, no? E poi se a trovare qualcosa di interessante una persona del mondo del ciclismo, a noi ci piace ancora di più. Quindi io te lo passo volentieri questo testimone, nonché un grande amico. Allora Gianluca, mi permetto di darti del tu, proprio perché ti ripeto che ormai sei uno di casa, perché mi parla di te praticamente quotidianamente. Allora ripetiamo, ideatore della Gran Fondo Roma nel 2012, oltre a essere naturalmente responsabile della struttura amatoriale nazionale all'interno della Federazione Ciclistica Italiana. La prima cosa che ti chiedo è una definizione bella che ho trovato in un'intervista che avevi rilasciato a Vanity Fair. Tu ti definisci ciclo impallinato, perché? Perché? Perché la bicicletta, intanto saluto tutti quanti, telespettatori e quant'altro, e giustifico senza grande fatica il fatto che io sia qui per la 7ª volta. Questo è un posto assolutamente straordinario, quindi quando Emiliano per la prima volta mi ha detto prova questa Carnia, io avevo tantissimi dubbi, credo di aver fatto un po' tutte le salite, essermi sempre cimentato su tutti i passi. Adesso vediamo quello dopo, e c'era questo Zoncolan che un pochino... Quindi sono venuto qui per lo Zoncolan. Voi dovete venire qui non per lo Zoncolan, voi dovete venire qui per la Carnia, dovete venire qui per le ciclabili che ha la Carnia, per la straordinaria qualità del suo territorio, delle sue strade, anche della sua gente, dell'enogastronomia. Cioè questo è un paradiso per tutti. Infatti dico sempre a Emiliano che aggiungere a pendenze la parola pericolosa un po' in qualche modo limita quello che è il target potenziale di questa
straordinaria terra, poi una terra vera, una terra che davvero ti dà tante emozioni. Quindi sono venuto qua per la 7ª volta ed è anche abbastanza facile, sono 5 ore di treno. Io ieri ho preso un treno alle 5 a Roma, stavo qua alle 10, quindi è veramente molto ma molto semplice, molto più di quello che si pensi. E qui stacchi la spina, che oggi è un bene supremo. E siccome io, come giustamente dicevi, mi autodefinivo ciclo impallinato, perché tutte queste salite che facevo io mica le vedevo. Io guardavo la ruota di chi tentava di staccarmi o quella che si allontanava, come io mi auguravo, di quello che stava dietro, e non alzavo quasi mai la testa. Stavo lì come Froome, che oggi ha vinto il Tour, che guardava, no, il computerino. Però poi a un certo punto tu capisci che lui lo fa per lavoro e anche per capacità. Tu invece sei un avvocato anche ormai di una certa età, ed è bene che il tempo te lo godi, che il territorio lo annusi, che fai girare le rotelline del cervello e ti fai venire delle belle idee, perché le belle idee, almeno a me, vengono sempre quando vado in bicicletta, quando corro a piedi, quando passeggio, quasi mai quando sto invischiato nello stress quotidiano. Quindi questa è una medicina sana, e questa intendo la Carnia, che, come dire, veramente consiglio a tutti, anche a quel bambino che vengo là, perché voi non potete capire quanto è bella la Friuli Adria, che credo sia una delle ciclovie più belle del mondo. Tu personalmente, ma il movimento, come sai, il movimento ciclistico, parlo sempre a livello amatoriale, eccetera, è in continua espansione. Sempre tu hai dichiarato che sono pochi quelli che ancora riescono a percepire, a capire quello che potrebbe essere un indotto veramente grande che si può fare col ciclismo. Emiliano l'ha capito. Probabilmente potenzialmente si potrebbero fare veramente molte più cose. Guarda, ti do 2 numeri. La Germania fattura 16 miliardi col cicloturismo, l'Italia fatica ad arrivare a 2. Solo quello che io ho detto adesso della Carnia mi fa capire, con tutto il rispetto dei tedeschi, che tipo di facilità che noi avremmo di colmare questo gap. Questo gap è prevalentemente culturale. Noi da pochissimo abbiamo scoperto il treno, perché per motivi legati a un certo tipo di politica economica dei trasporti noi siamo sempre andati su gomma, come si dice, no? E quindi su strada. E a maggior ragione ancora non abbiamo capito le potenzialità del cicloturismo. Se voi, prima citavo la Friuli Adria, vi mettete sul bar lì della stazione, quando qualche anno fa gli ho detto lei si attrezzi bene per le biciclette e capirà quanto il suo fatturato potenzialmente può aumentare. Mi ha riconosciuto l'ultima volta. C'ero quando gliel'ha detto. Mi ha riconosciuto l'ultima volta. Ma è molto facile dire questo, perché ripeto, basta andare all'estero, basta copiare, basta capire cosa significa il turismo, ma non solo il turismo in bicicletta, il turismo dolce, il turismo lento, il turismo che ti fa assaporare i posti dove stai, perché se uno va a fare turismo significa che un po' sta in vacanza, non godersi quella vacanza, approcciarla con lo stesso modo con cui tu approcci le tue giornate normali, ma insomma diciamo che non è proprio da persone intelligentissime, però bisognerebbe un pochino assecondare questo processo. Qui voi siete già molto avanti, ma non l'avete ancora capito. Ma avete un vantaggio straordinario, non avete strade con le buche, avete poche macchine che girano. Io ogni tanto dico, ma voi che le fate a fare le ciclabili? Tanto sono quasi ciclabili pure le strade, cioè qui quando vedi una macchina è una sorta di momento eccezionale, come invece io che sto a Roma è un momento eccezionale quando non le vedi, ma direi super eccezionale perché tanto le vedi sempre, quindi veramente basterebbe poco. Certo bisogna questi concetti spiegarli, perché non credo che un amministratore, quando capisce che investire nel cicloturismo significa avere un rientro immediato, significa convincere molto rapidamente anche gli imprenditori, significa, come è avvenuto in Trentino, investire 400 milioni e 10 anni dopo avere oltre 4,5 miliardi, quindi un rientro non solo integrale dell'investimento, ma addirittura con una decuplicazione di quello che è, e stanno solo all'inizio loro, perché se parlate con Trentino Sviluppo vi dice abbiamo ancora tantissimo da fare. Io che sto a Roma mi sento agghiacciato dall'imbarazzo quando dico se lo dite voi cosa dovremmo dire noi, ma per esempio avendo lanciato un evento a Roma come Gran Fondo Campagnolo Roma, che viaggia su 2 driver, che è quello della ciclomobilità urbana perché sta a Roma, è stato uno dei primissimi eventi al mondo fatto in una grande città, e poi c'è il turismo perché stanno i Castelli Romani.
E io vi dico, se entro 10 anni i castelli romani non diventeranno 10 volte più belli e più frequentati dei castelli della Loira con logiche di turismo dolce, sarebbe davvero un peccato. Però proprio adesso mi è arrivata un'email del sindaco di Marino appena installato, gli ho dato un po' di input e lui mi ha detto: mi sono bevuto quello che lei mi ha scritto, avvocato, dice: è veramente una cosa che mi interessa e quando ci possiamo vedere. Ecco, io l'idea, immaginate che non esiste il consorzio dei castelli romani, cioè una cosa allucinante. Penso, mi ha acceso una luce e mi fa passare questa serata un pochino più contenta, perché dico chissà che effettivamente questo seme non comincia a germogliare. Inevitabilmente questo aumento di ciclisti sulle strade ha portato, come purtroppo anche recentemente abbiamo visto, a parecchi incidenti che hanno coinvolto sia personaggi famosi ma anche persone normali. C'è secondo te un qualcosa di più che si può fare, quantomeno per limitare questi brutti episodi? Un mesetto fa con Emiliano c'era anche lui, abbiamo organizzato una cosa semplicissima, l'abbiamo chiamata con un hashtag rispettiamoci. Bisogna fare questo, bisogna rispettarsi, cioè il ciclista non è nemico dell'automobilista e quando ci sorpassa troppo vicini gliene diciamo di tutti i colori. L'automobilista non deve essere un nemico del ciclista piuttosto che dell'automobilista. So che oggi è stato un incidente tra una moto e un'auto, purtroppo mortale. Cioè bisogna rispettarsi e rispettare le regole. È chiaro che tu, utente debole, ciclista, sei quello che è bene che le rispetti ancora di più degli altri. Ti metti il casco, stai attento, usi 1000 precauzioni, controlli che chi ti sta davanti in macchina non usi il telefonino, devi effettivamente avere 1000 occhi. Però sei utente debole e quindi comincia te a rispettare, comincia te ad andare in fila regolarmente, comincia te a rispettare il semaforo rosso e tutti i segnali. Perché io credo che se uno rispetta, intanto sta bene con se stesso, perché dice: ho fatto il mio, ho rispettato le mie regole, in qualche modo metti anche in imbarazzo chi prova a non rispettarle. Ma penso che questa parola racchiuda tutto, cioè il rispetto. Bisogna semplicemente rispettarsi e poi certamente favorire un certo iter a livello di codice della strada e compagnia, per cui ci sia, per esempio adesso stanno inserendo queste normative piuttosto dure e sanzioni nei confronti del telefonino, che è una tragedia, come sapete. Dicono che più del 50% degli incidenti dipendono dall'uso dei cellulari. Dai poi, però diamo l'esempio, rispettiamoci, diamo l'esempio, siamo bravi, poi se possiamo scegliere stiamo sulla ciclabile. Spesso ci sono delle ciclovie, ma noi preferiamo stare sulla strada perché fa più figo, perché il ciclista da strada sembra che se non sta su strada a fare le gare come quelli che invece dovrebbero farle, si sente quasi sminuito, alcuni addirittura vanno ancora senza casco. Cominciamo così, ma io credo che la strada giusta sia quella. E poi gli incidenti è vero che ce ne sono tanti, è vero che purtroppo se ne è parlato perché è morto Hayden e perché è morto il mio carissimo amico Michele Scarponi. E questo per assurdo lo dicevo pensando a Michele, dico almeno che la tua morte serva per parlarne, perché se morivo io non gliene fregava nulla a nessuno. Invece mediaticamente la morte della persona importante crea un impatto mediatico. Teniamolo alta l'attenzione, perché anche uno non deve morire di ciclista. Però mi dicono anche che rispetto a tanti di quei ciclisti in più che stanno sulle strade il trend non sta aumentando, e questo credo sia già un ottimo risultato. Allora, nel 2012 ti sei inventato la Gran Fondo Roma. 5 anni fa hai creato questo evento. Mi piacerebbe sapere quali furono le cose che ti hanno, le difficoltà che hai avuto 5 anni fa per organizzare una manifestazione di questo tipo in una grande metropoli come Roma, ripensandoci adesso. Ma io ci pensavo perché io venivo dalla corsa a piedi, facevo tante maratone e mi chiedevo perché tutte le maratone più importanti sono in città e ogni volta che io invece devo andare a fare una maratona in bicicletta devo farmi centinaia di chilometri. E poi siccome ho la fortuna di amare molto Roma, il mio territorio, di conoscerlo bene, dicevo qui non manca nulla, perché c'è una bellissima città ma c'è anche intorno un territorio che si presta benissimo al ciclismo, perché è stato teatro del Giro del Lazio, una delle gare più importanti, con uno degli albi d'oro più straordinariamente ricchi di campioni che possa ricordare la storia del ciclismo. E non a caso l'ultimo l'ha vinto Valverde, quindi parliamo veramente, e non è mai stato vinto in volata, quindi territorio tecnico che si presta molto bene quindi a un appassionante giro attraverso su e giù per i castelli romani. E io Gran Fondo Campagnolo Roma me la sono inventata perché già pensavo alla bike economy, come dicevo prima, ciclomobilità urbana, cicloturismo.
bisogna dare un bel pugno in pancia a chi pensa che il ciclismo e la bike economy, parentesi, 513 miliardi di valore solo in Europa, anzi solo nell'Unione Europea, e dico bisogna far capire che esiste come un evento. Negli Stati Uniti prima c'è stata la maratona di New York e poi tutti gli Stati Uniti hanno corso a piedi, l'evento normalmente anticipa il fenomeno e quindi proviamoci. Problema grosso: 3 sindaci e un commissario in 5 anni, nessuno peraltro della stessa, come dire, sintonia politica, quindi è anche difficile dire che io ero amico di qualcuno, perché insomma è abbastanza complicato. Sì, forse siamo semplicemente attenti come organizzatori. Diffidenza totale, quasi incredulità quando non c'erano questi falsi sorrisi che dicevano vabbè, questo è il povero scemo del villaggio che si è inventato qualcosa, immagina te se questo qui può far correre delle persone in bicicletta a Roma. Noi siamo stati l'evento in Italia con la prima edizione con più partecipanti della storia, sia le maratone a piedi sia le corse di bicicletta. Mai la prima edizione hanno avuto più di 3.500 partenti, quindi siamo partiti in modo, come dire, col botto, però poi c'è stato questo botto di castelli romani invasi, macchine bloccate, insomma diciamo che è stata veramente un'avventura. Però dopo 4 anni noi siamo riusciti incredibilmente, questo è il vero miracolo, a chiudere interamente le strade. E sapete come l'abbiamo chiuse? Non perché siamo amici di qualcuno, perché vogliono bene la bicicletta, ma perché spiegando costantemente agli amministratori di castelli queste valenze della bici, del cicloturismo, abbiamo cominciato a rendere l'evento simpatico, a far capire loro che questo è un evento che è promozione per i loro territori, non è la sagra del carciofo piuttosto che della porchetta. Con tutto il rispetto alla sagra del carciofo. No, perché noi poi il carciofo e la porchetta lo facciamo mangiare, quest'anno avremo una porchetta straordinaria all'arrivo, perché tu devi sfruttare il tuo territorio, ma tu devi anche piacere al territorio dove stai, non devi essere un evento ostile, ti devi adeguare a quelle che sono le esigenze. Quindi abbiamo studiato con i vigili e con la polizia qual era il percorso migliore, abbiamo fatto una serie di particolari innovazioni. Ci ha copiato Londra l'anno dopo, che fa parte di un'associazione che ho creato assieme agli eventi analoghi di Londra, di New York, di Cape Town, del Tour de France, della Svezia, cioè i più grandi al mondo, dove noi non è che siamo lì perché dice tu te lo sei inventato, come dice hai portato il pallone, lo facciamo giocare. No, perché io Roma. E io lo dico con un orgoglio che voi non immaginate, perché quando l'organizzatore di Ride London, dove andrò domenica prossima, ha fatto Gran Fondo Roma, lui all'inizio era molto preoccupato, le macchine, dice, l'ambasciatore inglese me ne ha dette di tutti i colori, tu sei un pazzo ad andare in bicicletta. All'arrivo lui mi ha detto io non posso competere con te, dice per fortuna che stai a Roma che ti creano parecchi problemi, ma altrimenti non avrei chance. Ha ragione, perché lui parte in un posto sfigatissimo dove hanno fatto le Olimpiadi e poi arriva a Buckingham Palace. Io parto in un posto che non è esattamente sfigatissimo come il suo, perché è il Colosseo e i Fori Imperiali, e non arrivo a Buckingham Palace ma arrivo sull'Appia Antica, lungo le mura aureliane. Il nostro villaggio è un villaggio che sta alle terme di Caracalla, mentre tu ti mangi qualcosa o vedi un concerto o senti la musica del DJ set o vedi questi stand, tu dietro c'hai le mura di Caracalla, a 300 metri hai il Circo Massimo, quindi noi potremmo vincere facile. Però siccome non ci piace vincere facile, perché sennò le cose sono un po' difficili, noi siamo ciclisti e quindi andiamo come oggi a Priola su questo 12-13%, però non abbiate paura, noi su in cima arriviamo sempre. E quindi l'8 ottobre Gran Fondo Roma sarà sempre lì sotto al Colosseo all'alba, che ripeto è ancora più bellina la cosa, perché tu arrivi di notte, c'è l'alba e parti. Bello, quasi poetico. Alcune settimane fa abbiamo avuto qua ospite Elvezio Pierandi, che è un tuo amico e grande collaboratore, col quale abbiamo introdotto quello che è un po' una sorta di gemellaggio, no? Che abbiamo fatto con Emiliano Gran Fondo Roma, anche Emiliano fa parte dell'organizzazione, e Carnia. L'anno scorso c'era lo stand della Carnia a Roma, ci sarà anche quest'anno. Io mi fido di lui perché mi ha detto che c'è stato grande successo, ma vorrei sentirlo anche da te, perché sai ogni tanto lui se effettivamente la Carnia è piaciuta a Roma. Beh, noi facciamo sempre un questionario, perché io posso pure dire che organizzo l'evento più bello del mondo, ma finché me lo dico da solo vale il giusto. E nel questionario chiediamo anche, appunto, vi sono piaciute le varie iniziative al villaggio, diteci tutte le criticità.
e c'è stato un evento che ha vinto qualsiasi tipo di rating, no? Che è stata la polentata organizzata la domenica, che io, siccome ho dovuto fare la Gran Fondo di Roma con mia figlia che va un po' pianino, non l'hai presa, l'ho lisciata, ecco. E quindi speriamo quest'anno che la fate, perché io tendo sempre a farli in fondo la Gran Fondo di Roma. È venuto lo stand, ha fatto perché tu la devi vedere, l'evento lo devi vedere da dietro, in modo tale che ti accorgi delle criticità potenziali. E quindi questa polentata non l'ho vista, però vi garantisco che è stato il momento clou, quindi quest'anno probabile che sia la stessa cosa. E poi mi piace l'idea che la Carnia si sposti con le sue eccellenze enogastronomiche, venga a Roma ed ha una piazza mediatica unica, perché lì parlavamo appunto delle sagre famose dei paesi dei castelli romani, ma immagino anche per la Carnia uscire fuori da queste montagne, ad avere la fortuna e l'opportunità di poter dimostrare quello che è in grado di offrire il suo straordinario territorio. In mezzo vengono oltre 30.000 persone, poi sono le televisioni, infatti anche lì la televisione ha ripreso, e quasi tutte le foto poi riprendevano questa polentata, quindi è stato un momento particolarmente divertente oltre che piacevole, e perciò siamo assolutamente contenti. Poi noi ci sentiamo molto legati al mondo delle salite delle montagne, quindi abbiamo i castelli e poi quando si sale si viene qui a fare un po' di pendenze pericolose, quindi un bel gemellaggio nel quale siamo molto felici. Un'ultima cosa sempre legata alla Gran Fondo: la vostra organizzazione da parecchi anni usa il pugno duro contro i furbetti del doping, no? Che è un male che purtroppo si sa che c'è. C'è secondo te una ricetta per quantomeno limitarlo, escluderlo completamente, dubito, però quantomeno limitarlo o fare in modo che che si corra puliti, insomma? Il problema del doping fa il paio col doping, è anche la bustarella, doping è la raccomandazione, doping è la scorciatoia che io cerco quando non voglio fare la fila, piuttosto che doping è tante cose, cioè doping è tentare di forzare le regole. È brutto, ma purtroppo anche nello sport è diffusissimo. Non è certamente diffusissimo solo nel ciclismo, lo dico sempre, il ciclismo appare sempre come lo sport più dopato del mondo. Io sono stato in commissione vigilanza doping, e se vi dico che il ciclismo è sesto, tutti quanti mi dicono no, non è possibile perché ci sono i numeri. Se gli stessi controlli che fanno nel ciclismo li facessero negli altri sport, è difficile che noi vedremmo giocare a tennis un sacco di gente, a pallone, piuttosto che lo sport più dopato è il rugby, almeno stando alle classifiche, ma non sono belle classifiche, non è che perché sei sesto invece che primo è bello, e ci interessa poco il dire ma no, guarda che io sto dietro, c'è qualcuno che è peggio di me. Il ciclismo nel mondo amatoriale è pieno di doping. Io ho introdotto questa sorta di normativa etica, nel senso che se tu vieni trovato positivo ed hai una sentenza negativa, una sentenza di condanna di oltre 6 mesi, non puoi più gareggiare, puoi andare in bicicletta ma non puoi più fare le classifiche. È stato tentato con 56 ricorsi, abbiamo vinti tutti, perché io poi faccio anche l'avvocato nei ritagli di tempo, per una pedalata, però ancora qualche rudimento dei principi giuridici me li ricordo. E adesso devo dire che è stata anche abbastanza ormai metabolizzata, piace, condivisa. All'inizio è stata molto, molto avversata. E non è che noi a Roma facciamo i controlli, nel senso che i controlli sono controlli a sorpresa, li gestisce il CONI o nella fattispecie degli amatori principalmente il Ministero della Salute, ed essendo a sorpresa noi non sappiamo se vengono o non vengono. È chiaro che avendo io avuto questo merito o demerito, non lo so, lo dicano gli altri, di aver creato la normativa etica, di essere stato uno dei primi che ha lottato contro il doping a livello amatoriale, di aver fatto parte della commissione antidoping, il giudice, il Tribunale Nazionale Antidoping, che ha giudicato 3 soggetti che sono risultati positivi a Roma, forse avrà pure pensato, dice certo voi vi dopate e proprio a Roma andate, insomma dice, non è proprio una bellissima idea, aspettatevelo. Però scherzi a parte, su queste cose non si può scherzare. Noi abbiamo il pugno duro. Io introdussi, quando ancora non ero organizzatore, una normativa che prevedeva che chi si veniva trovato dopato creava un danno d'immagine alla manifestazione, che generava la possibilità di chiedere un risarcimento danni di 50.000 euro. Questa norma sta in quasi tutti i principali eventi.
ovviamente l'ho introdotta anche nel regolamento di Roma, e le persone che sono state trovate positive, e adesso c'è un avvocato che sta seguendo questa possibilità di chiedere questo risarcimento, che non va all'organizzazione, ma la norma prevede che l'eventuale risarcimento, una volta incassato, vada a favore del ciclismo giovanile. Se uno pensa che l'organizzazione voglia lucrare su questo, no, non vuole lucrare su questo. E non vorrebbe però mai dover fare cause di questo tipo, ma purtroppo, come giustamente te dicevi, c'è. Come si fa? Noi ci siamo inventati a Roma di abbassare un po' l'agonismo. L'agonismo è bello, l'agonismo è sano, parli con un impallinato, quindi io facevo le gare di tutto, e c'era una gara di sputo, mi allenavo a sputare perché dovevo vincere per fare lo sputo più lungo, e quindi appena c'era una roba, che c'era una classifica, io stavo là già pronto e mi ero già iscritto. Perciò sono, come dire, credibile da questo punto di vista. Però ci siamo inventati che, siccome il ciclismo è salita, la classifica a Roma che origina premi è solo quella della somma di 4 cronoscalate. Questo è un vantaggio non banale, perché tutti noi che stiamo qua possiamo fare a Gran Fondo di Roma dall'inizio alla fine insieme, ognuno dà il meglio di sé in salita. Quello che arriva prima è più fortunato perché è quello che mangia di più, perché in cima a ogni salita c'è un bellissimo ristoro. Aspetta l'ultimo e vai con i tuoi amici fino alla... perché prima tu la facevi con chi aveva il tuo livello di allenamento, che se me non sai neanche chi. Allora dico, io ho la fortuna una volta l'anno che giro a Roma ai Castelli con le strade chiuse, mi piacerebbe farla con gli amici miei e non con sconosciuti, guardando sempre la ruota, come dicevo prima. E invece Roma ti consente anche, appunto, di guardare dove stai. Questa formula sicuramente elimina i rischi in discesa, elimina i rischi di eccessiva esasperazione. Il giro iniziale che si fa dentro Roma, ed è un giro vero, dentro Roma, Piazza Navona, Piazza di Spagna, dico ragazzi, guardate dove state, perché non capita, il Colosseo lo vediamo prima alle spalle quando partiamo, poi ce lo rivediamo di fronte perché si fa 2 volte. C'è comunque la classifica a tempo sul percorso lungo, però è una formula che indubbiamente aiuta a goderti di più l'evento, perché è un evento amatoriale, non è una gara. Le gare sono quelle che fanno al Tour de France, sono quelle che fanno alle Olimpiadi. Noi siamo amatori, e l'amatore non è uno che deve fare le gare, però fa la gara con se stesso, col suo tempo. Voglio sapere in categoria, i vecchietti di 60 anni come me, quello mi è arrivato più davanti, quindi è giusto, è un giusto sale, ma nulla di più. E quindi questo dovrebbe portare. La cosa buona è che anche qui ci dicevano, guardate che arriverà alla metà degli iscritti, abbiamo fatto più 30% lo scorso anno, e molte altre manifestazioni di altissimo livello, tipo quella dello Stelvio Santini, dove hanno fatto Mortirolo e lo Stelvio, la Trepic, Prosecco e così via, applicano lo stesso tipo. E devo dire che anche gli agonisti, quelli che vincono, sono stati smentiti da loro stessi, e quindi dice: noi non ci siamo mai divertiti tanto perché siamo ammazzati in salita, però finalmente abbiamo visto dove eravamo, abbiamo aspettato gli amici. Quindi è una formula che a mio parere dovrà prendere piede, anche perché disinnesca i rischi. E per noi la sicurezza è proprio, ecco, oggi se io sono impallinato sulla sicurezza, cioè non possiamo pensare che 5-6 mila persone debbano rischiare. Poi può succedere di tutto, ma io devo fare di tutto anche per disinnescare ogni area di potenziale rischio. Questa è una, cioè già il fatto, appunto, di non fare la corsa tutta e di non dover recuperare in discesa quello che semmai ho perso in salita, cosa che purtroppo molti amatori tendono a fare. A Roma e nelle gare dove c'è questo tipo di formula non avviene, e immaginiamo che avremo parecchi proseliti. Emi, io per quanto mi riguarda ho finito, non so se vuoi fare tu una considerazione finale su questa bella intervista, mi è piaciuta particolarmente. Insomma, si intervistano persone abbastanza titolate che parlano proprio delle cose che sanno bene, soprattutto il doping in questo caso. Parlando di Roma, quello che posso dire, ecco, da quest'anno sono molto fiero di far parte dell'organizzazione di Gran Fondo Roma quest'anno, per dei motivi che qua in Friuli si sanno. Quindi sono contento che Gianluca abbia scelto me per un determinato tipo di discorso, cioè quello di occuparmi della comunicazione di Gran Fondo Roma, e quindi di far conoscere Gran Fondo Roma nel mondo, per la quale parliamo ogni giorno. Quindi ogni giorno io lo sento, ogni giorno siamo in conference call per cercare di lavorare su questo grande evento che lui infatti ha detto: quando si sta dietro, no, ci sono le migliaia di cose da fare per Gran Fondo Roma, che sicuramente comportano non poco lavoro da fare per una cosa del genere. Io dico questo perché parlando di Gran Fondo Roma, quindi si parlano anche di iscrizioni, di queste cose qua. Dietro una cosa del genere c'è un lavoro titanico, soprattutto per Roma,
perché fare una cosa a Roma ha fatto accendere i LED a tutti quanti, diciamo, quando parlano di lui parlano di quello che ci è riuscito, il detto romano, questo ci è riuscito, e vedere l'ultima edizione tutta chiusa completamente al traffico, con tutti i presidi lì, e vedere l'ultimo che arriva chiuso al traffico è una cosa molto difficile. Non voglio parlare delle altre manifestazioni, ma si parlava oggi di 1700 punti nevralgici tra cancelli, incroci, questo e quell'altro, quando si parla in Gran Fondo Roma. Quindi sono fiero di rappresentare la mia città, perché sono nato a Roma, sono stato battezzato a San Pietro, anche se ho un po' di sangue carnico, sono qua per promuovere Roma e promuovere Carnia, e credo che questa trasmissione, anzi promuovere Friuli, credo che questa trasmissione con queste interviste faccia proprio questo qua. Bene, Gianluca, grazie veramente di cuore di questa bellissima chiacchierata. Grazie a voi, io è la 7ª volta che sto qua, ma ci sarà l'8ª, la 9ª, la 10ª, quindi fatevene una ragione. Anche tu la preparati per un'altra chiacchierata, magari su altri argomenti. Quando vuole dico che sono timido e ho difficoltà a parlare, quando farà la gran fondo dello sputo e lo farà. Allora, faremo anche quello. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi e grazie a tutti. Torniamo dopo la pubblicità per l'ultima parte di questa quarta puntata di Carnia Cycling News. Eccoci nuovamente qui ad Arta Terme, sempre a Pendenze Pericolose, casa di Emiliano ed Esmeralda, ricordiamolo sempre. Siamo con Max Caccitti, che è, per quel che ci riguarda, l'uomo mountain bike. Allora, caro Max, l'altra volta abbiamo introdotto quello che è il metodo di valutazione di come scegliere una bicicletta nella mountain bike, ma una volta montati sulla bicicletta ci sono degli accorgimenti tecnici e soprattutto di sicurezza che è fondamentale conoscere e applicare naturalmente. Uno di questi è questa robetta qua. Parlaci se deve avere delle caratteristiche particolari. Sappiamo che non è obbligatorio, ma va messo. Ciao a tutti. Allora, che sia obbligatorio, è obbligatorio per tutti i bambini. Ok. Proprio il codice stradale lo prevede. Adesso mi sfugge l'età esatta minima, però il codice stradale prevede che è obbligatorio per i bambini. Informazione. Che è già una bellissima cosa, questa cosa qua. Allora, oltre a la bici della taglia appropriata, con annessi e connessi, quindi per sicurezza intendiamo freni funzionanti, gomme a posto e tutto quello che concerne la meccanica della bicicletta, passiamo alla sicurezza della persona, che sia mountain bike, enduro, e-bike, che si vedono sempre di più signoretti che mai presa una bici in mano, prendono, magari, partono e si fanno male perché uno non sanno usare la bicicletta e due non hanno casco, che secondo me è la cosa principale da prendere, in quanto effettivamente ti salva la vita. È un dato di fatto, statistiche provano che se ce l'hai puoi raccontarla, altrimenti no. Allora, il casco va scelto per taglia, quindi circonferenza della testa. Ovviamente la conformità della testa non è per tutti uguale, quindi secondo me quando si sceglie il casco è meglio provare determinate marche e determinati modelli, soprattutto della taglia esatta. C'è sempre più gente che gira con il casco, ad esempio messo così, così non serve, alla bersagliera, così se sei piegato è ancora più pericoloso. Soprattutto vedo gente senza la cinghietta, col cinghietto slacciato. E altra cosa, deve avere il passaggio di almeno un dito per essere sicuro, altrimenti se siamo in questa situazione qua, in caso di caduta può essere che non faccia quello il suo lavoro per cui è stato fatto. Altra cosa secondo me importantissima sono gli occhiali, in quanto ci proteggono la cosa che ci serve di più
mentre stiamo andando in bicicletta, cioè guardare dove siamo, cosa c'è in giro, eventualmente in caso di pericolo una eventuale via di fuga. Può sempre succedere che ti becchi una mosca, un'ape, questo per strada. Parliamo di fuoristrada. Fuoristrada c'hai il ramo, c'hai un qualsiasi inconveniente. Anzi, che fuoristrada ancora di più, mi sa. Fuoristrada ancora di più, sì, perché comunque ci sono altre frazioni di secondo che determinano la possibilità o meno di tirare una bella mina, quindi l'importante è scegliere anche l'occhiale giusto, quindi magari fotocromatico sarebbe il top, dove in caso di sole e in ambienti aperti ti protegge bene l'occhio dal sole, altrimenti secondo me brutto tempo o pioggia, fango, che tanta gente esce anche col brutto tempo, magari il trasparente o l'arancione. Lenti intercambiabili possibilmente per chi non vuole spendere per un fotocromatico, però l'occhiale è di vitale importanza, alla stregua del casco. Altra cosa, terza e ultima, secondo me è proprio il guanto. Il guanto, che sia lungo o corto, è indispensabile, in quanto in una caduta, eventuale caduta o scivolata, la prima cosa che istintivamente tu fai è cercare di mettere le mani per terra, uno, o per parare il colpo o per attutire la caduta. Quindi la prima cosa che vai sicuramente a farti male è la mano. Tieni conto che avendo un guanto buono che fa sì che non senti l'abrasione subito immediata, indipendentemente il cervello collega che, non sentendo dolore immediato, riesce a far sì di riuscire a gestire al meglio la caduta. Sono piccolezze, magari nessuno ci fa caso, però sono 3 cose fondamentali nell'andare in bicicletta, secondo me. Bene. Concordi? Direi sì, no, io vorrei aggiungere una cosa sul casco, che è una cosa molto importante che sento spesso, no, al giorno d'oggi. Quando parlano di un casco, soprattutto, anzi, un casco di ciclismo, questo è un casco da strada, insomma, tipicamente da strada, dicono vabbè, ma questo a me che mi protegge? E questa è la prima cosa che si sente dire quando uno mette un casco e dice vabbè, tanto se mi metto quello o niente è parente. Non è vero. Questi caschi sono studiati al fine di, quando c'è l'impatto a terra, distribuire il colpo su tutto il casco e spaccarsi, e quindi rompersi dove si deve rompere. In quel caso, in sostituzione di quello, c'è l'osso della testa, quindi il cranio. È sempre meglio il casco. Io ne ho, ve lo posso dire perché non è che si è supereroi in bicicletta. Sono caduto il 1° gennaio nella salita della discesa di Illeggio, perché c'era un po' di ghiaccio che non avevo visto. Sono andato a terra, la maggior parte delle volte si dice vabbè, ma io mi riparo, faccio così, no, perché quando si è il ghiaccio, tempo meno di un secondo si sta a terra, e stavo con la testa a terra, ho buttato un casco e oggi sto qui a parlare con voi, quindi mettetelo sempre. Bene, Max, grazie per i sempre preziosissimi consigli, noi ci vediamo alla prossima occasione per parlare di cose tecniche. Riprendiamo l'ultima parte di Carnia Cycling News, quarta puntata sempre qui da Arta, da Pendenze Pericolose, e il gestore, inventore, proprietario, quello che volete, di Pendenze Pericolose oggi vuole chiudere la puntata premiando dei suoi amici che non sono clienti ma sono amici, sono ospiti della Carnia. Li chiamo ospiti. Quello che vedi oggi è un rito che si fa da 3 anni qua, quindi questa maglia ormai è diventata abbastanza famosa, e poi anche quelli che ci vedranno sul social la conosceranno, perché è la maglia del finisher, ovvero è la maglia che viene data a colui che termina lo zoncolan, quindi il lato duro dello zoncolan. Oggi viene data addirittura con un lato nuovo, che è sempre quello da Sudri non viene data. No, perché ormai è troppo facile. No, quello lì non si viene data. Quindi o Priola o Varo vanno bene per consegnare questa maglia, che è la maglia che è anche un po' il celebrare la settimana e la conclusione di una settimana che oggi vede la fine. Quindi oggi premio con questa maglia, vediamo, il dottor Mirko, prego. Ed eccola qua, l'applauso fatelo. La dottoressa Alessandra, alla quale tengo, ecco a te, complimenti. Grazie. Questa è
il dottor Fabio, che davano tutti per spacciato, diceva no, non ce lo faccio, ha pianto tutta la settimana, oggi andava giù come uno stambecco, prego. Andava su come uno giù come uno stambecco. Eccola lì. E voilà. E questa viene data al grande gigante Anders, che è sono due stambecchi questi. Sono due stambecchi insieme. Io ho anche un po' di vergogna a avvicinarmi, però te la sei meritata, bravo. Grazie. E lui ci è venuto a trovare dalla Danimarca e quindi è un piacere addirittura ospitare qualcuno che viene da fuori d'Italia per venire in questo territorio. Grazie per una bellissima settimana. Grazie. In Carnia. Grazie mille, grazie. E un'altra cosa, questo ti devi alzare in piedi. Questo è un gadget che adesso stiamo cominciando a dare, perché ci sono delle persone. Mettete qua. Ho dato già agli altri, cioè, o me lo dai solo a me oppure. Cioè. In questo è il primo. Sono il primo che c'era. Allora vabbè. Sì, sei il primo al quale consegno questo gadget, che poi consegnerò anche ad altri, che va a suggellare a premiare chi è venuto il terzo anno consecutivo di Pendenze Pericolose. Ora tu non sei venuto 3 volte, sei venuto 7, però sono 3 anni. E quindi qui c'è il logo di Pendenze Pericolose e dietro il 3 su 3. E lui è per Gianluca Santilli, è il primo cappello che viene consegnato. Grazie. E grazie della fiducia. Quindi niente, io ho finito le premiazioni, me ne posso andare. Puoi andare? Sì, me ne posso andare. Senti, prima di chiudere, prima della fine della stagione me la regali una maglia anche a me senza farlo zoncolano? Non c'ho la taglia per te. No? XL non c'è? No, vergognati. Ah, è per quello. Appunto. Quindi non ne abbiamo. Vabbè. Mi accontento delle birrette solite nostre. Dai, appunto, non ti preoccupare. Remi, è andata anche la quarta puntata. È stata piacevolissima. Come sempre cerchiamo di presentarvi quello che è il mondo della bicicletta associato a quello che è il turismo e la promozione del turismo della Carnia, delle realtà della Carnia. Tu ormai lo fai da anni, però a noi, come diciamo sempre, ci interessa punzecchiare che la gente capisca che c'è anche un modo di farsi conoscere diverso dai soliti canali, no? Come no, noi abbiamo fatto questo proprio per farci conoscere in tutta Italia, forse anche qualcosina di più, ma è venuto in mente anche qualcos'altro, amico, diciamo adesso. No, più avanti. No, se no svegliamo tutte le cartucce. Certo. Emi, grazie, alla prossima. Grazie naturalmente per la vostra attenzione, ci vediamo naturalmente prossima settimana per la quinta puntata. Grazie ancora e buona serata. Ciao.